Ciao Raul, innanzitutto, ci puoi raccontare qual è il tuo stato d'animo a distanza di qualche giorno di quello che è accaduto al torneo di tennis che si sta svolgendo a Napoli? Bah, sicuramente tranquillo, alla fine sono episodi che capitano, che succedono, ovviamente c'è un po' di amarezza, un po' di delusione per quello accaduto, comunque sono nato a Torre Greco, sono corallino, fiero di esserlo, comunque giocare a Napoli per me è sempre un piacere, purtroppo è andata così, però io del tutto sono sereno, continuo a lavorare e continuo a inseguire i miei sogni. Raul, allora, a termine dell'incontro, qual è stata insomma la reazione a caldo sia tua ma anche presumo dei tuoi genitori che erano sugli spalti e hanno dovuto sentire insomma quegli insulti, quelle scene che non fanno bene innanzitutto allo sport? Bah, sicuramente non è mai piacevole, no? Ricevere insulti in quella maniera, poi a Napoli fa sempre più male. Ovviamente la mia famiglia è super mega umile, hanno un'educazione che mi hanno trasmesso sin da piccolo, quindi grazie a loro sono come sono e non mi arrabbio nemmeno per l'accaduto. Alla fine è più delusione che rabbia e purtroppo comunque sono andato in spogliatoi, non sono riuscito a capirlo nel momento, però ho iniziato a ricevere marea di messaggi di tutti i tennisti, tutti amici, famiglia che mi appoggiavano, che era stata una vergogna quello che era accaduto e poi il giorno dopo a freddo ho deciso di scrivere un post. Senti, allora, hai avuto modo di parlare anche con il tuo avversario a fine partita, con Herbert? Ti ha detto qualcosa? Perché credo che anche lui si sentisse un po' a disagio, tra virgolette, della situazione che si stava creando, visto che si sarebbe aspettato che Napoli tifasse per il proprio tennista. Sì, assolutamente. Lui comunque a fine partita mi ha detto che era dispiaciuto per l'accaduto, che comunque aveva avuto parecchia fortuna durante la partita, che comunque era un giocatore molto forte, che prometteva tanto e comunque che la fortuna mi girava nei prossimi tornei. Però comunque penso che lui non sappia che io sono napoletano, quindi lui non sapendolo penso non ci ha fatto nemmeno caso. Prima hai parlato insomma della solidarietà di tanti tennisti, leggevo insomma che Sinner, lo stesso Berrettini ti hanno scritto dei bei messaggi. Ci puoi dire cosa il sunto di quei messaggi che hai ricevuto da questi due campioni? Ma soprattutto quello di Matteo Berrettini, che comunque il fratello è uno dei miei migliori amici. Matteo lo conosco tanto, la sua famiglia, sono persone speciali, sono persone per bene. Comunque mi ha scritto subito, mi ha dato il suo appoggio, che era sicuramente dalla mia parte, e anche a lui è capitato di perdere una partita con 12 match point a favore, quindi sono cose che capitano nel tennis e comunque che non gli stava nemmeno, non voleva nemmeno stare a parlare di quelle persone che non hanno bisogno di commentarsi e comunque mi mandava il suo appoggio. Al di là di quello che è successo, insomma, c'è qualcuno che, tra virgolette, ti ha deluso in questa situazione? Cioè, ti saresti aspettato qualcosa da parte della federazione o più che altro dell'ATP anche per stigmatizzare questo brutto episodio delle scommesse sul tennis? Ma purtroppo noi conviviamo settimana dopo settimana con queste cose, alla fine le scommesse non puoi toglierle, fa parte del gioco, noi siamo personaggi pubblici, siamo comunque esposti ad eventi ogni settimana, purtroppo dobbiamo convivere con quello. Sicuramente l'ATP dovrebbe fare qualcos'altro per tutelare di più i giocatori, purtroppo non lo fa e noi giocatori siamo comunque un gruppo in cui ci stiamo facendo forza, ci stiamo unendo per combattere contro queste scommesse che comunque bene non fanno e vedremo se cambiano le cose, però penso sia difficile. Cioè, ti ha fatto più male essere insultato dai tuoi conterranei oppure essere insultato anche e soprattutto per motivi di gioco, di scommesse? Bah, sicuramente noi riceviamo insulti, minacce di morte ogni giorno, ogni partita ricevo marea di messaggi, comunque fa parte del gioco, no? Alla fine, però ovviamente sono cose bruttissime da ricevere, non le auguro a nessuno, però ovviamente a Napoli, anche durante la partita, ho ricevuto minacce o insulti, stesso a Napoli contro un napoletano. Penso che siano cose brutte che non hanno senso, no? Alla fine sono l'unico giocatore nel mondo del tennis napoletano che comunque difende i suoi colori ed essere ricevuto così o essere trattato così penso non ha senso. Senti, tu aboliresti le scommesse nel tennis o cambieresti qualcosa affinché si possa ritrovare non solo lo scopo, tra virgolette, ludico di scommesse, ma molto di passione verso lo sport in generale?
Beh, io so che le scommesse comunque sono legali, assolutamente ognuno può fare ciò che vuole, no, con le scommesse. Il problema è il fatto che quando manchi di rispetto allo stesso giocatore o ai personaggi pubblici non va bene, no? Alla fine bisogna sempre mantenere una linea, mai oltrepassarla. Quando lo oltrepassi iniziano a avere problemi e quindi non ci sta bene, questo è il punto. Io in assoluto non pretendo che in quella partita, essendo di Napoli, il tifo deve essere a mio favore, pretendo semplicemente rispetto per come è andata, perché cioè, sono insulti che non ha senso insultare così una persona, non tanto me, anche altri giocatori, comunque è sempre brutto. Senti, l'organizzazione del torneo cosa ti ha detto dopo questo brutto episodio? Bah, ovviamente la gente è mortificata, dispiaciuta, comunque sono episodi che stanno facendo il giro del mondo, vuoi non vuoi, si è fatto sentire, però comunque volevo dire due parole al torneo, che il torneo è un torneo meraviglioso, la location è stupenda, comunque Napoli offre un panorama, anche la città molto molto bella, anche per i turisti, anche il torneo è molto vivo, c'è molta gente, c'è durante tutti i giorni sold out, quindi comunque la gente va a vederli. Il problema è che ci sono sempre un paio di loro che rovinano un po' lo spettacolo, che alla fine è uno spettacolo degno di applausi, come ho detto, e purtroppo invece di applausi ci sono altre cose e disturbano il gioco. Senti, allora il tuo post su Instagram è stato diventato virale in rete, è stato riportato da tutti. Ti cito una frase che sta un po', come dire, sta venendo un po' strumentalizzata, cioè la frase è quella che dice: sono contento di non viverci più, riferendoti alla città. Puoi, tra virgolette, come dire, spiegarci questa frase, perché di primo impatto è come se fosse una critica generale verso i napoletani, verso la città, verso Torre Greco. Puoi specificare questa cosa, onde evitare anche interpretazioni sbagliate che possono anche creare dei dualismi stupidi tra la città di Torre Greco piuttosto che quella di Napoli? No, assolutamente, io sono, come ho detto, sono di Torre del Greco, sono corallino, nato e vissuto, sono fiero di esserlo. Ovviamente il post è diretto a quelle persone che scommettono, più che altro ludopate, no? Perché ci sono tante gente scommettitore però che ha rispetto nei propri giocatori. Il problema è quando manchi di rispetto. Il mio post era una rabbia, una delusione solo riguardo a quelle persone, no, che scommettono, che ci sono stati in quella partita. Ovviamente io il popolo napoletano lo amo, lo difenderò sempre come ho sempre fatto, però non mi sono sentito sostenuto da quelle persone. Come ripeto, la mancanza di rispetto è la base di tutto, mi sono sentito mancare di rispetto e quindi ho deciso di scrivere quel post solo ed esclusivamente dedicato a quelle persone che c'erano lì, che infangano uno sport molto molto signorile. Hai ribattuto più volte il tasto della mancanza di rispetto, ma c'è un insulto che più degli altri ti ha fatto male mentre stavi Insulti come devi morire, ti spezziamo le gambe, sono insulti, uccidiamo la tua famiglia, sono cose che non auguro a nessuno, molto brutte. Purtroppo, dico purtroppo perché conviviamo con messaggi di questo tipo ogni partita, vinci o perdi, perché alla fine se vinci ti giocano contro e quindi ti insultano, se perdi ti hanno giocato a favore e quindi perdi, è sempre un giro che non esci mai e comunque è brutto. Alla fine io cerco di non vedere tanti messaggi, non leggerli, che comunque non fanno bene, però voi non vuoi, ti arrivano anche dalla famiglia, perché scrivono poi la famiglia, alle persone care ed è brutto. Tra l'altro visto anche la partita di Fognini qualche giorno fa, e anche lui mi è sembrato avere lo stesso trattamento tuo. Ti sei sentito con lui? Avete parlato di questa cosa, visto che purtroppo avete questa cosa in comune che si è ripetuta purtroppo nella nostra città? Sì, anche Fabio stesso nella partita, hanno insultato la madre, poi Fabio ha un temperamento un po' più caldo, comunque lui durante il match ha iniziato a parlare al di fuori, sì, comunque sono momenti brutti, perché alla fine poi siamo a Napoli e comunque il popolo napoletano è meraviglioso, offre tantissime cose, sono gente molto alla mano, molto, molto calde, molto, molto belle, comunque c'è tanto turismo, quindi Napoli è un paese, una città che nel mondo si fa sentire. Purtroppo però ci sono sempre quelle poche persone, dico poche, però che si fanno sentire e comunque inguaiano, tra virgolette,
un mondo, uno sport sano. L'ultima domanda: sugli spalti c'erano chiaramente anche dei bambini che sono degli appassionati e quindi vivono questo sport, non dico come una ragione di vita, però credono un domani di essere il Raul Brancaccio della situazione, il Sinner, il Berrettino, il Fognini. Ti sei messo nei loro panni? Se tu fossi un bambino e ascoltavi insomma tutte quelle cose, insomma, ci puoi dare anche un messaggio, anche non solo ai bambini ma anche agli appassionati, agli amatori che praticano questo sport? Ti va di lanciare un messaggio dopo Come questa no? vicenda? Il messaggio è semplice, alla fine ognuno deve seguire il proprio percorso, nessuno deve star sentire a nessuno, ognuno ha il proprio dovere di ascoltare se stesso, aver fiducia in se stesso, di credere nel proprio percorso, di quello che fa, e alla fine in questa vita tutto costa tanto, però costa poco perderlo, quindi alla fine mantenersi sempre in una linea molto alta e aver fiducia in se stessi.